Cambiamo argomento ora, vedo che si è collegato il nostro prossimo ospite. Ringrazio per essere con noi Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, vicepresidente dell'Associazione Nazionale. Grazie per essere con noi, buona giornata. Buona giornata a voi, grazie a voi. Ecco, si stanno avvicinando ormai le vacanze pasquali, il tempo di queste ultime ore non è proprio dei migliori, vista anche la Pasqua particolarmente anticipata quest'anno. Come stanno andando le prenotazioni nella nostra regione? Ma devo dire, allora, complessivamente stiamo uscendo da una stagione invernale tutto sommato soddisfacente, ecco, anche grazie all'innevamento che abbiamo avuto nelle ultime settimane, però sta volgendo al termine e stiamo registrando particolarmente una buona voglia di mare da parte dei clienti che ovviamente sono lì ai blocchi di partenza per fare le prenotazioni per questo periodo pasquale, con un occhio ovviamente rivolto anche alle previsioni meteorologiche che in queste ore non sono particolarmente favorevoli, ma che dovrebbero, a ridosso proprio del weekend pasquale, regalarci ancora un po' di sole. Quindi complessivamente le posso dire che il comparto, diciamo, della montagna chiude una stagione ormai invernale con gli appassionati dello sci che hanno avuto una piena soddisfazione sulle nostre montagne. Per quanto riguarda il reparto termale sta andando molto bene, le prenotazioni sono prossime a tassi di occupazione quasi all'88% per il weekend pasquale, e quindi ci aspettiamo una stagione assolutamente in linea della Pasqua anche per quest'anno. Per quanto riguarda il mare, siamo in questo momento leggermente un po' indietro rispetto al trend di prenotazioni dello scorso anno, però tenga conto che è una situazione che è in veloce evoluzione, siamo circa a un tasso di occupazione del 65% delle camere, che non è male se consideriamo anche che è una Pasqua quest'anno che arriva particolarmente anticipata. Le città d'arte, tutto sommato, anche se sono leggermente indietro rispetto al trend pasquale dello scorso anno, ma credo che dovremmo dare un'occhiata a quella che sarà l'evoluzione delle prossime ore, auspicando appunto che quanto le previsioni ci stiano dicendo, il weekend pasquale ci dia un po' di tregua e ci consenta finalmente di poter incominciare a pensare alle vacanze estive. Ecco, a proposito di vacanze estive, voi insomma guardate ovviamente in prospettiva gli elementi che avete in mano in questo momento, che indicazioni ci possono dare? Ma il trend ci dà un segnale tutto sommato ottimistico. Noi abbiamo ricevuto poche ore fa le indicazioni attraverso la nostra piattaforma di analisi HBench, che ci stanno dando dei segnali molto incoraggianti per l'estate, sia sul mercato italiano sia sul mercato estero, quindi quello in particolare della Germania, dell'Austria, della Svizzera, della Francia, che sono mercati comunque importanti anche per la nostra stagione, diciamo, estiva sulle coste del Veneto. Posso darle una piccola anticipazione sul tema, diciamo, montagna, mare, e abbiamo degli indici positivi già adesso rispetto al trend delle prenotazioni del 2023. Siamo circa uno 0,7% in più sul mare, su una stagione 2023 comunque che è stata molto buona. C'è un buon exploit in questo momento, una grande pressione anche sul nostro lago, il lago di Garda ad esempio ha un exploit di crescita positiva quasi a 2 cifre del tasso di occupazione rispetto alla stessa data dell'anno scorso, e quindi tutto sommato questo ci sta dicendo da un lato che nonostante le grandi preoccupazioni legate un po' all'inflazione, all'aumento dei tassi di interesse che potevano gravare sulle tasche degli italiani, ma anche quelle sulle tasche dei turisti stranieri, in particolare quelle della Germania, per ora ci stanno confermando un grande interesse verso l'offerta turistica delle nostre coste. Questo in linea anche con i dati che recentemente ha dato la nostra regione, estremamente positivi, che ci dicono uno stato di salute buono del nostro comparto turistico veneto in generale, un po' in tutti i cluster di riferimento, quindi tutti un po' i prodotti della montagna, delle terme, delle città d'arte, del lago e del mare, e speriamo insomma
insomma di poter ancora confermare e consolidare quei valori e superare magari anche quelle 71 milioni di presenze turistiche che oggi rendono la nostra regione la prima regione per flussi turistici in Italia. Sappiamo naturalmente, e gli ultimi anni ce l'hanno insegnato, di come siano anche cambiate le abitudini, no, della popolazione nel modo di approcciarsi alla vacanza, no? La prenotazione magari in largo anticipo, forse viste anche le situazioni, le tensioni internazionali eccetera, inducono magari molti anche alla prudenza nell'attendere magari sottodata. È così? Sì, allora ci sono dei trend che si sono consolidati nel periodo post-Covid. Tenga conto che di conseguenza però anche gli operatori hanno cercato di adottare delle strategie molto più flessibili nella vendita, quindi anche nelle possibilità di cancellare sono molto più disponibili, e quindi questo tutto sommato non frena eccessivamente la volontà di prenotare, perché comunque gli operatori concedono delle politiche di cancellazione molto più flessibili rispetto al passato. Poi ci sono delle abitudini sicuramente che sono leggermente cambiate rispetto al periodo pre-Covid, e ovviamente c'è sempre una grandissima attenzione al tema della sicurezza. Ci sono dei temi che non sono cambiati rispetto a quanto abbiamo visto nel periodo del Covid, quindi anche su questo devo dire i nostri operatori hanno fatto un salto in avanti molto significativo, che viene confermato un po' dalla fiducia e dalla fedeltà che i nostri ospiti, sia italiani che stranieri, riservano al nostro comparto ricettivo alberghiero. Credo che sia stato fatto anche un salto culturale da questo punto di vista. Quello che abbiamo messo in campo nel periodo Covid, che avevamo in qualche modo già in termini di sicurezza sanitaria nel periodo pre-Covid, rimane anche successivamente, nonostante il tema del Covid sia un tema che è andato un po' scemando e ha fortunatamente tranquillizzato un po' tutti. Detto questo, resta ovviamente una grande attenzione che noi dobbiamo riservare sempre e comunque al rapporto che c'è tra la qualità e il prezzo dei servizi resi. Credo che anche su questo i nostri operatori abbiano acquisito una buona maturità e i risultati stanno confermando questa capacità. Ecco, lo scorso anno uno dei tassi di maggiore difficoltà e più problematici della stagione era stato quello del personale, della carenza, della difficoltà insomma di molte strutture nel reperire il personale, soprattutto personale formato e qualificato. Quest'anno com'è la situazione? Guardi, purtroppo questo non è un problema che si risolve in tempo, non è una situazione occasionale, è un tema strutturale che riguarda il nostro settore, non solo, riguarda anche altri comparti che sono satelliti del turismo. In particolare noi ne sentiamo molto la problematica, perché abbiamo una regione che vive di turismo, che è la prima economia della nostra regione, che assorbe molto personale, soprattutto a ridosso appunto delle stagionalità estive. Arriviamo a punte di 50.000 lavoratori solo nel settore ricettivo alberghiero, e quindi è chiaro che con un paese con un forte calo demografico, che ovviamente è un problema anche del Veneto, e con i giovani, i ragazzi che si erano un po' allontanati dal nostro settore per tematiche varie, necessitano, personalmente a mio avviso, ma un po' di tutta la federazione che sta affrontando questo problema, un'analisi di tipo strutturale e una programmazione diversa anche dei flussi dei lavoratori che dall'estero possono venire in Italia appunto per lavorare. Questo dovrà essere oggetto di un piano ben definito, in accordo non solo con le associazioni di categoria, le parti sindacali, ma anche con il governo, che non può essere assente da questo punto di vista, e necessita una programmazione. Ora abbiamo capito che c'è molto interesse verso il comparto turistico del nostro paese, ma anche in particolare della nostra regione. Sappiamo bene o male quante sono le necessità del comparto. È necessario assolutamente
assolutamente, da un lato fare una programmazione dei flussi, dall'altro avere certamente una maggiore sensibilità in politiche anche di welfare, di miglioramento delle condizioni lavorative generali dei nostri collaboratori, una turnazione diversa probabilmente anche dei turni di servizio, ma tutte cose che il settore ricettivo alberghiero credo abbia ricepito e stia mettendo in campo, così come anche della logistica, cioè migliori condizioni di accoglienza anche dei lavoratori che vengono, seppur per un breve periodo di stagionalità, a fare, diciamo, a prestare attività lavorativa. Tutti i temi che abbiamo acquisito, abbiamo assorbito e sono oggetto anche di discussione, molte cose sono state messe già in campo, ricordo in qualche destinazione delle nostre coste anche le cosiddette foresterie. Le foresterie sono appunto degli alloggi dedicati proprio ai lavoratori, è un tema che diciamo sta trovando abbastanza consenso, devo dire, tra gli operatori, nella consapevolezza che se vogliamo poi valorizzare gli investimenti del nostro settore, questi non li possiamo fare se non abbiamo poi il capitale umano appunto che ci consente di esprimerli. Quindi con questa consapevolezza devo dirle che la situazione è leggermente migliorata, ma dirle che siamo fuori dal tunnel forse è ancora prematuro, le difficoltà ci sono ancora, ed in particolare su alcuni settori specifici che sono appunto quelli della cucina e della ristorazione, in particolare sono i reparti un po' più difficili per i quali fatichiamo ancora oggi a trovare il sufficiente numero di risorse per erogare tutti i nostri servizi. A proposito di programmazione e di investimenti, Schiavon, la tematica green come si inserisce appunto nell'ambito delle strutture ricettive del nostro territorio? Sappiamo che molti turisti italiani ma anche e soprattutto stranieri si stanno rivelando insomma particolarmente sensibili anche a questo nella scelta poi di dove andare a fare la propria vacanza. Ma è indubbio che questo sarà il trend dei prossimi anni anche nella valorizzazione del posizionamento delle strutture sul mercato, cioè saranno maggiormente competitive quelle strutture ricettive in generale che avranno fatto investimenti in tal senso, quindi sul tema certamente del green e della sostenibilità in generale. Gli stessi canali di distribuzione e di vendita commerciale attraverso i quali noi vendiamo le nostre camere con dei player di intermediazione internazionali sono molto sensibili a questi aspetti e quindi tenderanno a dare maggiore visibilità a quelle strutture appunto che adotteranno investimenti in tal senso. Ed è chiaro che tutti gli operatori con più o meno sensibilità sul tema, ma io mi auguro che ormai sia una questione abbastanza diffusa tra tutti, sia gli utilizzatori che gli operatori turistici, il tema del green è un tema preponderante come lo è quello della digitalizzazione in generale. Quindi io vedo anche dal punto di vista delle progettazioni si stanno adottando delle soluzioni nelle ristrutturazioni degli alberghi in generale che vanno assolutamente verso quella direzione, che sia una direzione doverosa, giusta, ma soprattutto che il mercato si attende. Quindi noi non mancheremo a questo appuntamento e sono certo che i nostri operatori hanno già destinato risorse di investimenti proprio per attuare politiche di questo tipo. Quindi mi pare che ci siamo, la consapevolezza c'è ed anche, devo dire, gli investimenti che sto osservando vengono fatti nel settore vanno in quella direzione, quindi sono abbastanza fiducioso che sapremo rispondere assolutamente a queste nuove tendenze che riguardano appunto una grande rivoluzione sui temi green, sui temi della sostenibilità in generale, ma anche sui temi della tecnologia, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale che arriverà molto velocemente anche nel nostro settore. Un'ultima battuta velocissima prima di salutarla sulla questione dei prezzi. Il 2024, la Pasqua e poi l'estate del 2024, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma guardi, io credo che quando si decidono le politiche di prezzo ognuno deve calarle sulla propria realtà imprenditoriale in base alla tipologia di prodotto e al posizionamento commerciale che intende fare della propria struttura. La delicatezza del rapporto qualità-prezzo è un rapporto che oggi riveste un ruolo centrale nella strategia efficace di vendita di una struttura alberghiera. Abbiamo osservato quanto hanno inciso ad esempio gli aumenti
aumenti dei costi dell'energia elettrica e delle materie prime negli anni passati. Adesso questi aumenti in qualche modo sono stati assorbiti e direi che ci sarà un trend sulla linea dei valori dello scorso anno, forse con qualche punto percentuale, ma non mi aspetto dei grandi rincari rispetto a quanto abbiamo già visto purtroppo, a nostro malgrado, dover effettuare nel corso della stagione 2023, anche perché non siamo ancora del tutto fuori dalla fase inflazionistica e quindi quando vediamo che la banca centrale aumenta significativamente i suoi tassi di interesse, questi comunque pesano nelle tasche del turista e quindi dobbiamo fare sempre molta attenzione a tenere un rapporto ottimale che sia congruo con i servizi che andiamo ad erogare. Grazie, allora io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Buon lavoro e buona Pasqua naturalmente. Grazie, buona Pasqua anche a voi, è sempre un piacere. Grazie, noi ora diamo la linea alla regia, ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.